Allora, siamo con Guido Bertolaso, è consulente del Presidente della Regione Lombardia per quel che riguarda l'emergenza pandemica in Lombardia, capo della Protezione Civile e personaggio che ha gestito centinaia di emergenze in tutta Italia, si può dire, e a Varese lo conosciamo bene perché è stato anche commissario ai mondiali di ciclismo. Però adesso la domanda che tutti quanti si fanno, tutti quanti si chiedono, ma siamo usciti veramente da questa pandemia? Possiamo dirci tranquilli, possiamo dirci sicuri o dobbiamo stare allerta? No, io credo che dobbiamo stare senz'altro allerta. Se noi confrontiamo anche i numeri quotidiani che ancora leggiamo oggi con l'incidenza e anche con quelli che purtroppo sono ancora i numeri che riguardano le vittime per il Covid, e li paragoniamo con l'identico periodo dell'anno scorso o anche del 2020, vediamo che paradossalmente i numeri di oggi sono molto peggiori rispetto ai numeri dei 2 anni passati, perché nel giugno del 2020 eravamo andati tutti al mare, non c'erano più vittime e si pensava che l'emergenza fosse terminata. Poi purtroppo ci siamo dovuti ricredere, ahimè. L'anno scorso, in questo periodo, soprattutto in Lombardia, di fatto avevamo vaccinato quasi tutti i cittadini della Lombardia che ne avevano diritto e che volevano vaccinarsi, e i numeri erano sicuramente anche migliori rispetto a quelli di oggi. Oggi abbiamo ancora, anche se poche decine di vittime ogni giorno, e questo è un dato che noi dobbiamo sempre tenere presente, perché nell'immaginario collettivo si pensa che l'emergenza Covid si sia conclusa solo perché c'è stato un decreto del governo che ha detto l'emergenza è finita, solo perché si è detto basta con il Green Pass. Tutte iniziative, tutte decisioni assolutamente condivisibili e fondamentali, perché sicuramente grazie alle vaccinazioni oggi stiamo molto ma molto meglio rispetto agli anni passati. Ma dobbiamo essere sempre pronti, soprattutto chi ha la responsabilità di governo a qualsiasi livello e a qualsiasi titolo, sa bene che a settembre-ottobre possiamo di nuovo trovarci, non dico nelle condizioni drammatiche del marzo di 2 anni fa, però ci possiamo ritrovare con una recrudescenza di questa epidemia, magari con nuove varianti che oggi ancora non conosciamo, e dobbiamo essere assolutamente pronti e preparati per intervenire subito, non per incominciare a fare comitati tecnici scientifici, cominciare a fare dibattiti fra i virologi, bisogna vaccinarsi, non bisogna vaccinarsi, bisogna fare questo, bisogna fare quest'altro. I tempi delle discussioni, perché la malattia, l'epidemia, la patologia non si conosceva bene, sono finiti, li abbiamo alle spalle. Oggi sappiamo tutto, per cui se gli indicatori, se l'epidemiologia ci dirà c'è il rischio che riparta una epidemia grave, sarà fondamentale organizzarsi subito e ricordarsi quelli che sono stati i 2 anni difficili che abbiamo appena passato. Quindi diciamo tempestività, ma soprattutto maggiori competenze acquisite durante questo periodo di emergenza. E la Lombardia ha fatto un po' scuola, nel senso che il primo periodo è stata parecchio bersagliata, è stata nel mirino, per poi diventare praticamente la regione modello. Beh, insomma, noi siamo qua, siamo la Prealpina, siamo lombardi, vogliamo sapere che cosa è successo. Io non sono lombardo, ma sono arrivato a Milano, se non ricordo male, il 16 di marzo del 2020. Lavoravo in quel momento in Africa, mi chiamò il presidente Fontana e mi chiese di dare una mano per organizzare l'ospedale di rianimazione e di terapia intensiva della Fiera di Milano. Quindi sono arrivato subito qui e dopo i primi giorni durante i quali abbiamo organizzato il progetto e aperto il cantiere per realizzare quell'ospedale, sono andato in giro a vedere quello che stava succedendo in questa regione e ho capito che la Lombardia è stata lasciata completamente sola nel momento della più drammatica, più difficile emergenza che il nostro paese, quantomeno dalla nascita della Repubblica ad oggi, ha dovuto affrontare. Non ho visto nessun funzionario
della Protezione Civile o del Ministero della Salute o degli altri ministeri competenti che da Roma si sia trasferito qui in Lombardia a dare una mano, a consigliare, ad assistere, a collaborare. Ho visto un'assoluta solitudine da parte dei funzionari di questa regione. Ho visto la solitudine e l'angoscia dei medici e degli infermieri che, privi anche delle più banali meccanismi di protezione personale, lavoravano in rianimazione, correvano il rischio, come è successo in molti, di essere infettati e magari anche di perdere la vita. I primi mesi di quell'emergenza, secondo me, sono stati una delle pagine più tristi della storia del nostro paese, soprattutto per quello che riguarda la Lombardia, che è stata trattata come sono state trattate alcune nazioni africane durante l'epidemia di Ebola, completamente isolate, lasciate sole e abbandonate a se stesse. E questo mi ha fatto molto male come cittadino italiano, come ex capo della Protezione Civile del nostro paese, che tutto sommato in quel periodo forse qualche esempio positivo lo aveva dato in giro per il mondo. Poi c'è stata la svolta, insomma. Poi c'è stata una svolta che ha permesso alla Lombardia invece di dimostrare che effettivamente la pandemia colpiva profondamente, ma si poteva reagire, insomma. Certo, la svolta c'è stata quando appunto finalmente abbiamo cominciato ad avere la disponibilità dei primi vaccini. È stata impostata la campagna di vaccinazione. All'inizio era stata impostata in modo assolutamente disorganizzato, poi per fortuna è arrivato il generale Figliuolo che ha messo ordine, è proprio il caso di dirlo, in una materia dove l'ordine, dove le decisioni, dove le indicazioni erano semplicemente fondamentali. E insieme a Figliuolo noi in Regione Lombardia abbiamo messo in piedi una campagna di vaccinazione che poi è stata presa ad esempio non solo in Italia ma in molte altre parti del mondo. Le confesserò, le svelerò un piccolo segreto. In questi ultimi mesi sono molti i funzionari, i ricercatori, i docenti universitari di istituzioni scientifiche non solo italiane ma anche di altri paesi del mondo che mi cercano per cercare di conoscere come mai noi abbiamo impostato una campagna vaccinale basata soprattutto sui grandi centri, sugli hub, tipo l'hub di Malpensa Fiere, piuttosto che l'hub del centro del deposito dell'ex aeronautica di Gallarate. E mi hanno chiesto come mai avevamo fatto questa pensata, no? Sì. Se tu hai esperienza di emergenze, sai benissimo che in questi casi le iniziative che implicano grandi centri con una macchina organizzativa teutonica sono la soluzione migliore. Questo abbiamo fatto in Lombardia e la Lombardia è stata di nuovo la locomotiva d'Italia nella soluzione di questa tragedia. Sì, la pandemia ci ha insegnato, o forse ci ha semplicemente riproposto il fatto che siamo fragili, no? Possiamo essere colpiti. Ci siamo resi conto però che finita la pandemia ne è nata subito un'altra grossa emergenza, cioè quella della guerra. Ecco, vista la sua esperienza, come valuta e cosa pensa di questa condizione in cui ci siamo venuti a trovare proprio in un momento in cui pensavamo di essere un po' padroni di tutto, insomma? Ognuno ha una sua opinione per questa tragedia ennesima che stiamo vivendo. Io sono assolutamente convinto, avendo avuto il privilegio di lavorare negli ultimi 40 anni in uno dei gangli vitali della nostra amministrazione, cioè a Palazzo Chigi, e quindi avendo lavorato con 9 presidenti del Consiglio e avendo incontrato tutti i grandi del mondo nelle diverse organizzazioni degli eventi alle quali ho dato anche io un contributo, sono assolutamente convinto che oggi il problema principale è la totale e assoluta mancanza di leadership che c'è, soprattutto a livello mondiale. Abbiamo dei governanti che 20-30 anni fa probabilmente sarebbero stati dei semplici funzionari di qualsiasi governo, ma non avrebbero mai avuto la responsabilità di governo, come invece purtroppo oggi in tutte le parti del mondo noi vediamo. E questo è il problema principale. Quindi c'è un
eccessivo individualismo nei vari personaggi, c'è un'eccessiva rincorsa ai sondaggi e a quelle che possono essere le opinioni pubbliche dei vari paesi, non c'è nessuna capacità di guardare che cosa succede oltre la siepe, di prendere delle vere decisioni, come si diceva una volta, del buon padre di famiglia, quindi per il bene comune piuttosto che dell'interesse personale. Purtroppo abbiamo dei leader, che io definisco dei pseudo leader, che pensano soprattutto a se stessi, alla propria immagine, piuttosto che al bene comune. E questo è il problema di fondo. Poi è ovvio, vogliamo metterci a discutere il ruolo della NATO, il ruolo dell'Ucraina, tutte le varie questioni che ormai sono di dominio pubblico, come l'anno scorso parlavamo, tutti eravamo diventati dei virologi, no? Ognuno più bravo dell'altro, oggi siamo tutti dei politici, degli esperti di politica estera, sappiamo tutto sui cannoni, sui nuovi missili, sulle metodologie di guerra. Ormai appunto nel mondo che corre più veloce addirittura delle idee, questo è fatale, ma questo non giustifica l'incapacità dei nostri leader di trovare una soluzione a questo problema. No, a proposito invece di leader, e parlando di un leader all'antica, mi ha colpito molto poco fa quando lei ha detto: è stato bello per me venire a Varese per i mondiali di ciclismo, ma uno dei momenti tristi è stato andare al funerale di Giuseppe Zamberletti. Insomma, ci parli di Giuseppe Zamberletti perché probabilmente il suo modello di protezione civile è un modello che ha una grandissima attualità anche in questo momento, ed è quello al quale probabilmente lei si ispira. Zamberletti è stato il padre della protezione civile italiana, è stato uno dei precursori della gestione delle emergenze, è stato uno che appunto sapeva vedere, no? Una volta si diceva che cosa c'era dietro l'angolo, ecco Zamberletti lo vedeva tutti i giorni e quando io parlo di mancanza di leadership mi riferisco proprio a personaggi come Zamberletti che fra l'altro, diciamo nel panorama politico del nostro paese, ingiustamente era considerata forse una figura non di rilievo come magari i Fanfani, gli Andreotti, i Cossiga, i Craxi, i Berlinguer, no? Faceva parte di una seconda linea. E quindi pensate che cos'erano le prime linee, se le seconde linee si chiamavano Giuseppe Zamberletti. Questo già fa la grande differenza rispetto alla situazione attuale. Zamberletti non è stato solo il padre della protezione civile. Sapeva benissimo che cosa significava fare squadra, che cosa significava prendere un popolo e farlo diventare nazione. Oggi noi siamo 60 milioni di individui. Trovo difficoltà a dire che noi siamo una nazione, nel quotidiano ovviamente. Non quando dobbiamo fare la finale, ahimè, dei campionati del mondo che ormai sono acqua passata, o quando dobbiamo affrontare appunto un'epidemia tipo il Covid. Ma la nazione vera non si vede nell'emergenza, la nazione vera si vede nel quotidiano. E questo era uno degli insegnamenti di Zamberletti, che lavorava per la protezione civile nei tempi di pace, sapendo che prima o poi sarebbe arrivata l'emergenza. E quindi preparando la macchina, preparando la cultura delle diverse amministrazioni a essere pronta al momento dell'emergenza. Ma Zamberletti queste cose le sapeva e le faceva perché le ha vissute sulla propria pelle. Non stava dietro una scrivania, non faceva le conferenze di servizio o i convegni e i congressi, stava in mezzo alla gente, stava in mezzo alle macerie. Quando Zamberletti venne richiamato di corsa per il terremoto dell'Irpinia, se ne stava tranquillo a Varese, fu chiamato dal ministro dell'Interno, Virginio Rognoni, che gli disse: corri, 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 vai subito a Napoli. Erano passati 3 giorni già dal terremoto. Ebbe difficoltà a trovare un aereo per andare a Napoli, lo misero in lista d'attesa sull'Alitalia a Genova, in lista d'attesa. 3 giorni dopo il più grave terremoto degli ultimi 100 anni quasi. No? Arrivò a Napoli, prese una macchina, andò in Irpinia, cercò di capire, di vedere, incontrò un vigile del fuoco
gli disse grazie per quello che stai facendo. Questo vigile del fuoco erano 3 giorni che non dormiva, non mangiava, non beveva, stava in mezzo alle macerie, era irriconoscibile. Si voltò e gli sputò in faccia Zambelletti. E Zambelletti queste cose non l'ha mai dimenticate. E siccome l'ha vissute sulla sua pelle, sapeva che cosa significava poi organizzare l'emergenza prima. Essere sul campo. I nostri governanti questa vita vera non l'hanno mai vissuta. E questo è il problema quando parlo di mancanza di leadership, perché se tu non passi attraverso la sofferenza, le difficoltà, le esperienze reali, non potrai mai essere un leader di un paese. Qui io vorrei concludere con una prospettiva, però non sono così convinto che questa prospettiva sia in termini, diciamo, di positivi e ottimistici, cioè tutti quanti ci hanno raccontato che con i soldi, con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, forse l'Italia riesce a dare la svolta. Questo ottimismo iniziale sta lasciando un po' spazio invece allo scetticismo. Ecco, facendo quello sguardo di prospettiva al quale ci riferivamo prima parlando dei grandi leader, qual è la sua opinione? Allora, io ho l'opinione, tanto per non essere frainteso, che il nostro paese è ancora in corsa, anche verso un futuro, diciamo, non negativo, perché abbiamo un Presidente della Repubblica che è straordinario e sono ben contento che è stato riconfermato. E abbiamo un Presidente del Consiglio che è un eccellente personaggio. Fra l'altro Mario Draghi e Guido Bertolaso il 19 di gennaio del 1990 furono i primi 2 direttori generali ad essere nominati dal nuovo governo secondo la famosa legge 400, che era la legge che riformò la pubblica amministrazione in quegli anni. Quindi per me ovviamente è un onore, un privilegio poter ricordare questa data. Mario Draghi è sicuramente il miglior Presidente del Consiglio che noi potevamo immaginare in questo momento. Ma Mario Draghi non è un totologo, non è un esperto in tutto, è un grandissimo economista, è un leader che ha impostato questo piano fondamentale. Ma lui è solo in certe situazioni. Lui per riuscire a gestire il PNRR attraverso tutte le varie espressioni, tutte le varie procedure, ha bisogno di una squadra straordinaria che in questo momento lui non ha. E questo di nuovo il problema. Non è un problema di leggi, non è un problema di procedure, sarò banale, sarò eccessivamente semplicistico, ma è un problema di risorse umane. È un problema di persone che devono essere messe nelle condizioni di poter implementare. I PNRR non sono pezzi di carta, non sono decreti, non sono stanziamenti di quattrini, sono persone che traducono queste possibilità in azioni concrete. Allora sì, se accade che alcune persone che sono in pensione da 10 anni, se non anche di più, vengono chiamate per dare una mano, significa che l'attuale classe dirigente che è in servizio forse non ha capito bene come si traducono le idee in azioni concrete. Ringraziamo Guido Bertolaso per la sua visita in Prealpina, per la sua disponibilità e speriamo che appunto le parole che abbiamo dette possano servire per creare quella prospettiva che tutti quanti in provincia di Varese, in Lombardia e in Italia stanno attendendo. Grazie. Grazie a tutti voi.